Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. È la prima volta, no, che mi vedo dal vivo con il famoso videomaker che conosco già online, no, da vario tempo. Sì, sì, E- diciamo che anche per me è un grande onore essere qui poi a casa tua, quindi a maggior ragione ti ringrazio per l'ospitalità e no, ringrazio te per tutti questi anni che hai potuto far sì che i video fossero fruibili anche ti ringrazio. per il pubblico. E niente, siamo qua per fare delle blitz. Proviamoci. Proviamo a fare delle blitz, la sfida. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Ho messo 7 minuti senza incremento. Ok, Possiamo iniziare così. bene. Che qua le nostre donne, per chi promuoverà per primo. Va bene? In bocca al lupo. Crepi, grazie anche a te. Ok. Ok, Ah, giusto, giusto. va bene. Visto che tra poco uscirà un corso sulla francese, ti do l'opportunità di rientrare in E4. Bene, Se vuoi mettere alla prova il corso, se non vuoi puoi giocare C4. proviamo. Che sto giocando la francese, questo corso che sta uscendo, no, in questi giorni, Bene. e che tu ti sei visto tutto. Sì, diciamo l'ho editato e tutto, però non... La francese è di spinta, Sì. una delle varianti più challenging, dove mi prendi tutto lo spazio. Un grave errore sarebbe mettere qui il cavallo, perché ho bisogno di usare questo pedone per provare a scardinare Ok, il tuo centro, vediamo. la principale. Ok, provo a fare pressione sul centro. Qua l'F3 è la principale. Adesso nel corso consiglio alfiere di 7, quindi cerchiamo di essere coerenti Bene. e giochiamo la mossa consigliata. Ok. Su qua ci sono 3 linee principali. Da bianco, già da nero faccio fatica dopo un po' di mosse, da bianco ancora più sfidante perché appunto devi ricordarti un po' le mosse dell'avversario. È Eh, che lo spazio è utile, ma dicono che prendere spazio sia anche grande responsabilità, no? sì. Bisogna mantenerlo. Bisogna mantenerlo, sì. E non è facile, soprattutto con un grande maestro dall'altra parte. Vediamo, vediamo. Allora, concentriamoci. Mm, ok. Ok, alfiere F4 è una mossa che di solito non si gioca. Ah, non so se... Allora, prova a pensare cosa fare. Se alfiere F4, per giocare cavallo E7 per andare in G6 o donna B6 con attacco diretto. Gioco donna B6. Ok. Che il mio piano è provare a fare pressione contro i pedoni di 4 e B2. Ok, sì, effettivamente mi trovo già in difficoltà nel riuscire a mantenere Un po' difeso, noioso, sì. difeso di 4 e allo stesso tempo dovrei fare una mossa che però, diciamo, non è proprio il massimo. Vediamo. Donna di 2. È molto interessante questa mossa. Esiste questa variante, solo che di solito si gioca con l'alfiere in E3, ma è interessante Ok, anche così.
Sì, effettivamente l'alfiere in E3 aiutava di più a mantenere il centro. Non lo so, perché a volte le mode non sempre sono... Ok, adesso posso giocare un po' alle 7 per andare in G6. Posso anche giocare a presa. E a questo punto metto l'alfiere in B4, il cavallo C3 e a questo punto il cavallo in E7. Sto cercando di provare a svilupparmi velocemente. Si prova almeno. Alfiere di 3, che è un sacrificio interessante. Potrei provare a seguire il lemma con un pedone proprio in 4. Anche se il videomaker avrà preparato delle trappole diaboliche. Non ho avuto abbastanza tempo purtroppo. Il cavallo per la trono per D4. Pedone è un pedone, devo prenderlo. È che è troppo, la tentazione è troppo forte. Ci sarà del compenso? Il problema che non ho calcolato è che effettivamente su eventuali prese È che non hai lo scacco di scoperta. Sì, e sì. questo è il problema. Tu ce l'hai perché potresti se tu muovi ti do... Esatto. Ah sì, certo, se arrocco... Sì, o arrocchi, oppure se non so, io faccio una mossa... Cioè se tu prendi, io prendo, entrambi arrocchiamo, allora sì che mi espongo una scoperta. Sì. No? Però, diciamo, se tu prendi di donna, io comunque ti posso... Cioè, non è un attacco di scoperta. Esatto, non hai attacchi di scoperta con l'alfiere in D7, Sì, se l'alfiere fosse in C8 avevi alfiere B6. Sì, e in più ho pensato anche se vado direttamente di alfiere... Ah no, che prima ti gioco la mossa Esatto. intermedia che catturo in F3. Esatto. Sì. E non avevo calcolato questa. È che insidiosa, no, la francese? Sì. Molto. Anche perché adesso ho sempre... Cioè, il punto è che poi una volta che è caduto questo pedone pedone diventa anche più debole. Sì. E ho anche molteplici problemi perché comunque non mi piace questa, cioè la tua presa in F3 non mi piace perché vado a scompigliarmi tutta la mia struttura pedonale sì. che già è in crisi. È vero anche che poi mi aprirei la colonna G, però inutilmente. E che se metto un cavallo in G6 la blocco, no? No, già in apertura devo dire che... Ok, allora vediamo, però proviamo a giocare. Dialogare sul tuo tempo mi piace tantissimo. Hai ragione, manca pochissimo. Allora, vediamo. È che mi aiuta a parlare, anche se tu non te ne accorgi, mi dai comunque degli aiuti involontari. Se vuoi ti aiuto per altri 3 minuti, se vuoi. Temo non ci sia abbastanza tempo. Ok, allora facciamo così. No. Oh. Donne 3. Ah, ok. Avrei potuto fare una mossa magari un po' più carina. Perché era alfiere e 3. In quel caso avrei preso in F3. Ah, beh, in ogni caso, sì, è vero. E forse addirittura ti avrei giocato di 4 con forchetta. Cioè, è sul Era mio peggio, tempo, era quindi peggio, ritorno sì. su questa era peggio A perché faccio volte la vedi forchetta. la prima cosa che vedi, quindi che è stato in questo caso lo scacco compresa, poi quando fai tutti i ragionamenti poi rischi di dimenticartela, almeno per me, per i comuni mortali, penso il 90% dei Adesso sto vedendo una cosa carina, sto vedendo che forse posso prendere in F3 in ogni caso. e giocare di 4 perché il cavallo poi è inchiodato. E lì mi faresti A3, io vado in A5 e in fai B4. No, se tu mangi io posso mangiare di... Ma se mangi di pedone è peggio perché di 4 arriva con una forchetta.
No, esatto, devo mangiare Devi di mangiare donne. di donne, lì di 4 sto guardando. Sì, che perdo il cavallo. Però no, perché mi fai A3 contrattaccando l'alfiere e lì sto calcolando, Ah, perché ok, potrei giocare ok. D per C3, per B4, C per B2. Sembra che cadano molti perché all'inizio volevo giocare questa, ma forse è troppo appetitoso giocare così. Vediamo. Ok, io adesso devo recuperare leggermente un po' di E ora tempo. D4. Ok. Era il problema è che il cavallo sta subendo Sì, un'inchiodatura sì, sì. assoluta. Sì, io devo per forza Sì. provare a contrattaccare. Inizio a prendere. Non guadagno il cavallo, ma forse ho... Ok. Io potrei... penso che se non si elimina l'alfiere vinco perché... Sì. Perché sennò... Cioè, a parte che posso fare... Se mi facevi alfiere 3, adesso ci torniamo. Sì. Cioè, a parte che posso prendere in B2 intermedia, ma probabilmente la cosa più semplice è Sì, usare il mio sì, alfiere, sì, quindi sì. fai bene a prendere. E adesso faccio questa intermedia. Perché ora minaccio di guadagnare La torre. e promuovere. promuovere. Sarebbero 5 più 9 meno 1. Lo fa 5 più 9 meno 1. 13 punti di materiale. Ok, quindi unica penso, Ok. anche se in realtà non era forse l'unica. Ma non c'era di meglio. Sì. Ok. Io continuo a Tu hai pensare che un scacco. pedone è un pedone. Ok. E adesso provo a fare pressione su quest'altro pedone in E5. Cosa succede se... Se prendi in B7 potrei prima prendere in E5 e comunque giocherò alfiere C6. In qualche No, momento. in B7 forse non posso neanche in questo momento perché ho l'alfiere... Ma io ho la torre, no? Ah, giusto. Certo che probabilmente potrebbe essere, ma se prendi in B7 gioco alfiere C6 intermedia, attacco la donna e Sì, mantengo perché hai l'attacco. il cavallo che... Sì. Ok, allora forse Rocco... Ok. Tempo di arroccare. Perché Va bene. altrimenti è dura. È che ho... Io forse purtroppo ho trovato un modo per guadagnare. E che forse purtroppo arroccando lungo mettendo la torre in D8 forse riesco a guadagnare guadagni un materiale. pezzo. Perché non ho paura Sì. che prendi in G7 perché poi metto la torre in G8 e Sì, perché prendo in hai una G2. mossa di vantaggio. Arrocchi Quindi subito... potrei arroccare. No, non arrocco, gioco... Cioè, potrei arroccare lungo anche. Ah, giochi torre direttamente, Che gioco arrocchi torre di corto, 8. No, dico perché tranquillo. non ho paura di donna per G7 perché metto qui la torre che si collega con l'alfiere e ti attacco G2. Sì, perché hai sempre quel cavallo fortissimo. Ok, quindi l'alfiere è perso. Io sto continuando a giocare quando avrei dovuto già abbandonare, ma No, diciamo adesso che è no. didattico magari per chi segue da casa. Cioè, più che altro si sta esaurendo il tempo. Anche, ok. Ok, ora prendo l'alfiere. Ok. 8, 6, la prendo la donna intermedia. Ok. È finito il tempo. Sì. E ora ho un certo margine. Sì. Ok, finito. Sì, qua purtroppo il nero vince, no? Perché cioè, addirittura tutto cioè l'alfiere e i pedoni si difendono da soli, attivo un attimo le torri, organizzo le spinte pedonali e vinco. Sì. Io ne vorrei fare subito un'altra, se sei d'accordo. Certo, ne facciamo subito un'altra. Dai, proviamo. Facciamo un'altra partita.